È emerso che sicuramente c'è colpevolezza, soprattutto di quei consigli di amministrazione che non hanno più gestito la cosa in maniera trasparente e hanno guardato agli interessi personali. Questa è una responsabilità che chiederemo appunto di andare anche a verificare con una commissione d'inchiesta parlamentare che ha tutti i presupposti e le caratteristiche della magistratura. E dall'altra parte quella di un tavolo di confronto col governo, il sottosegretario Baretta aveva aperto a questo, per capire effettivamente quale sarà il futuro del credito in Veneto, che non può essere fagocitato dall'esterno, ma deve rimanere un elemento di rilancio dell'economia. L'impegno che vogliamo prendere, soprattutto dando un indirizzo alla Giunta, di costituire un fondo di garanzia proprio per quelle piccole imprese che non hanno più le azioni in garanzia, che rischiano di dover rientrare nei fidi, di mettere in discussione un'economia e dei posti di lavoro. Sul fronte dei risparmiatori ci sono questi 300.000 euro in bilancio per assistenza legale. In particolare, questo ci è stato detto anche dalle associazioni dei consumatori, la conciliazione. Però qui ci deve essere anche una forte azione da parte del governo sulle banche e su Fondo Atlante perché apra dei tavoli di conciliazione con i risparmiatori. La commissione d'inchiesta che mi aspettavo partisse a livello parlamentare, che ha poteri anche di polizia giudiziaria, possa finalmente partire, utilizzare parte del lavoro che abbiamo fatto noi, proprio perché utilizzando questi dati si possa far luce su responsabilità che ci sono in maniera inequivocabile e si possano anche mettere in moto dei provvedimenti rivolti alla tutela dei consumatori e dei piccoli azionisti, perché quello che è avvenuto appunto non debba più ripetersi.